Tutto pronto per la trasferta dell'Acragas a Cosenza, allenamento tecnico oggi pomeriggio per l'Acragas allo stadio Esseneto. I biancazzurri agli ordini dell'allenatore Leo Criaco stanno ultimando la preparazione in vista della sfida di domenica sul campo del Cosenza. La gara è in programma domani alle 18:30. Tranne l'attaccante Giuci che è rimasto a riposo per un affaticamento muscolare, gli altri tutti disponibili. La squadra grigentina domani mattina svolgerà la rifinitura in sede e dopo pranzo si metterà in viaggio alla Volta di Cosenza per il ritiro prepartita. Dal calcio al basket, la Fortitudo Agrigento domenica al Palamoncada di Porto Empedocle affronterà il Trapani. La partita si giocherà alle 18. Hanno presentato la 26ª giornata di campionato di Serie A2 Old Wild West il direttore sportivo Christian Maier ed il coach Franco Ciani. I 2 punti in palio sono fondamentali per la corsa ai playoff, ha detto il direttore sportivo Christian Maier. È bello che sia un derby, ma dobbiamo pensare a vincere. Il cambio di allenatore porta l'incognita come si muoveranno in campo, ma conosciamo bene Granata avendo giocato con loro tante volte. Abbiamo voglia di riscaldo e di reazione, ma soprattutto voglia di tornare sul nostro campo, dove ultimamente abbiamo fatto bene. Siamo pronti per una partita difficile, ha dichiarato l'allenatore Franco Ciani, ma è chiaro che non dobbiamo sottovalutare la componente fisica. Siamo oltretutto toccati dalla sconfitta di Roma, ma abbiamo tanta voglia di rivalsa e di riscatto e saremo sicuramente preparati ad una partita di grandissimo livello.